cari amici della Lega Calcio 8, benvenuti alla Stella Azzurra. Sotto la pioggia si gioca la quarta giornata di Serie A2, si affrontano Lazio Calcio 8 e Franco Picchiapò. Manovra la Lazio sull'out di sinistra, lancio lungo a cercare avanzo, va direttamente al volo, parata del portiere. Punizione per Franco Picchiapò dalla tre quarti difensiva, lancio lungo, scivola un difensore della Lazio e devia sfortunatamente nella propria porta il pallone dell'1-0 per il Franco Picchiapò. Lancio lungo con le mani di Soncini a cercare Ghirotti, spizza il difensore della Lazio, la palla però arriva a Ienna che a tu per tu con Silvestri spreca. Messa laterale per la Lazio in zona di attacco, la sfera arriva a Bianco, lascia andare il sinistro, trema la traversa. Rimessa laterale di Franco Picchiapò sotto la nostra postazione, la palla arriva a Bianco, prova a disimpegnarsi ma regala la sfera a Morganti, Morganti va con il destro a fil di palo. Parte un tiro e libera in qualche modo la difesa della Lazio, Bianco spalle alla porta, si appoggia all'avanzo che liscia il pallone Ienna tu per tu con Silvestri che la tiene lì, invece poi la palla carambola in rete, 2-0 di Franco Picchiapò proprio allo scadere del primo tempo. Attacca ancora Franco Picchiapò, palla a Morganti che entra in aria, rientra, va con il destro a giro. Lancio lungo della Lazio che cerca il gol che riaprirebbe la partita, fallo per il direttore di gara. Edoardo Asta sul pallone, prende la rincorsa il numero 9 di mister Frazzini, va con il piattone e sorprende Soncini, 2-1 della Lazio che non vuole mollare questa partita, adesso è tutto riaperto. Punizione per Franco Picchiapò, va Pinelli con il sinistro, potentissimo, deviato in angolo. Punizione da metà campo per la Lazio che cerca il gol del pareggio, lancio lungo a cercare Russo, ottima la risposta del portiere, la palla resta lì, interviene un giocatore del Franco Picchiapò e i giocatori della Lazio chiedono il tocco di mano. Azione confusa al limite dell'area, Pinelli prende il pallone, va con il sinistro e Silvestri la tiene lì. La Lazio cerca uno degli ultimi assalti, parte un tiro dalla distanza, la palla resta in area, rovesciata e Soncini dice no. Lancio lungo di Soncini ma per l'arbitro non c'è più tempo, triplice fischio, Franco Picchiapò batte la Lazio 2-1 grazie ai gol di Ghirotti e Ienna, tutti e due nel primo tempo. Noi male, è la terza partita che perdiamo, io avevo chiesto ai ragazzi di stare un po' più tranquilli, forse avevamo caricato un po' troppo l'ambiente, ho detto stiamo sereni perché insomma questa secondo me era una squadra con cui ce la potevamo giocare altamente, il pericolo contro questa squadra è una squadra che non molla mai, è una squadra che non lascia nulla al caso, mette sempre il 110% sul campo e oggi ci ha dato una lezione perché noi non abbiamo messo il 110% sul campo, secondo me. Complimenti a loro, ma insomma noi dobbiamo migliorare perché non mi stancherò mai di dire, secondo me questa squadra c'ha i mezzi, solo che si perde proprio in un bicchiere d'acqua. Oggi 2 gol l'abbiamo regalati. Innanzitutto faccio i complimenti ai ragazzi e come dicevi tu giustamente è una vittoria di gruppo, la vittoria del gruppo. Infatti innanzitutto ringrazio i ragazzi che sono venuti in panchina senza entrare, quelli che sono venuti fuori a sostenerci perché, ripeto, noi basiamo praticamente il 90% delle nostre possibilità agonistiche proprio sulla grinta, sul gruppo, di conseguenza oggi non è venuto a mancare e il risultato ci dà ragione, penso per questo, perché la Lazio è sicuramente una squadra attrezzata e sicuramente si è notato magari l'attaccamento che abbiamo noi proprio a livello di gruppo, perché loro come qualità non sono discutibili secondo me.